Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie di quanto accaduto oggi nella nostra regione, con vari collegamenti dalle nostre redazioni. Ci occuperemo in apertura del nostro telegiornale di due fatti di cronaca molto gravi. Il primo ci porterà a Cavallino Treporti, dove si è consumata una rapina in villa e c'è stata anche una sparatoria, l'altro invece in provincia di Treviso per un incidente mortale che si è verificato a Nervesa della Battaglia. Noi siamo pronti adesso a partire con quanto accaduto a Cavallino Treporti. Ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori, che si trova sul posto, sulla villa che è stata oggetto della rapina, assieme a Sandro Ponchio. A te la linea, Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'ingresso di questa abitazione di Cavallino Treporti, dove ieri intorno alle 18:30 i familiari, le persone che vi abitano all'interno, dunque i nonni e poi il figlio con la moglie e i nipoti al piano superiore, hanno vissuto a dir poco attimi di terrore. Erano qui tranquillamente in casa, questa porta in quel momento era aperta perché così sono soliti fare prima poi di chiuderla per la sera, e in 3 persone sono entrate incappucciate. Inizialmente la nonna e il nonno, che si trovavano qui al piano terra, credevano si trattasse di uno scherzo di carnevale, visto che comunque a Jesolo si stava festeggiando con i carri mascherati. Hanno pensato fosse ancora carnevale, credevano fossero i nipoti, gli hanno detto ma no dai, toglietevi le maschere. Invece si sono resi conto che non era così e che stavano facendo sul serio, quindi li hanno immobilizzati. La nonna però è riuscita a gridare. Dal piano superiore sono scesi il figlio e la moglie gridando. A quel punto l'uomo di 63 anni è stato preso da uno di questi banditi, è stato ferito alla testa col calcio della pistola, e il figlio Alberto Biondo, che in quel momento era in doccia e ha sentito questo trambusto, è corso giù, e quando ha visto lo scenario, ha capito che cosa stava succedendo con questi 3 banditi incappucciati. Mentre uno teneva gli altri lì in ostaggio, altri cercavano di frugare e di rubare qualcosa, anche se vi voglio ricordare che il bottino, secondo quanto ci hanno raccontato i familiari, non c'è stato, quindi poi se ne sono andati completamente a mani vuote. Quando poi il nipote Alberto è sceso, ha cercato di affrontarli. Lui è anche fisicamente prestante, visto che fa bodybuilding da parecchio tempo, però questo non è stato sufficiente perché gli hanno sparato a un ginocchio, e dopodiché è caduto, si è rotto anche il femore. Infatti in questo momento è ricoverato all'ospedale all'Angelo in terapia intensiva, anche se le sue condizioni sono stabili e non sembrerebbero comunque gravi. Dopodiché evidentemente questi 3 banditi, che da quello che ci hanno raccontato sembravano in realtà abbastanza sprovveduti, quindi inizialmente si pensava potessero aver effettuato dei sopralluoghi. Invece così non è stato, perché secondo quanto ci hanno raccontato loro sono entrati da qui, poi potevano uscire dall'altra parte, ma invece hanno erroneamente fatto nuovamente il giro per scappare da qui a piedi, quindi era abbastanza evidente che non conoscessero così bene la casa come invece ci si aspettava in un primo momento. Tra l'altro poi, quando sono fuggiti sempre a piedi, hanno cercato di fermare un'auto puntandogli la pistola. La persona a bordo di quest'auto ha inizialmente rallentato, poi ha capito quello che stava succedendo ed è fuggita con l'auto, quindi poi questi sono fuggiti a piedi, e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella che potrebbero aver preso un autobus di linea, quindi camuffandosi tra i normali passeggeri. Questo naturalmente è al vaglio di chi sta indagando, ovvero dei carabinieri, che per il momento hanno le bocche cucite. Ma sentiamo proprio la testimonianza che abbiamo raccolto poco fa del nonno Pietro. Ci può raccontare cosa è accaduto? Lei dov'era? Cosa stava facendo? Mi entrare in casa da me basso, dopo che andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio e mio nipote che ha combattuto per chi va via Marco. Come erano? Violenti, aggressivi? Cosa dicevano? Già era violenti, già era sì.
perché non era persone normali. Cosa dicevano? Cosa che dicevano, che neanche parlare. Io rese passai e andai a parte di su pescare, dopo che trovavo mio figlio che già era in alto, e si attaccai del rabaltone e si pescare. Basta, dopo si stai un poco, che avantai, mio figlio già era che c'era uno così, lo che abbraccia e che andare via, no? Ma già era pericoloso perché lui a sparare addosso e difatti un colpo si andava via che c'era me ne vedo sulle gambe. Lei ha sentito il colpo di pistola? Sì, sì. E anche a quei altri, perché non uno solo. E ne è ancora colpi di pistola. E già era 3. Senta, vi hanno immobilizzati? No. Neanche sua moglie non l'hanno? No, niente. Io passai e che ha il compito di andare su pescare, dopo non so per cosa. Senta, le sembrava che conoscessero la casa, che andassero a colpo sicuro? Ma non lo so. E che c'è poco da sperare su una casa così. Cosa vi hanno portato via? Siete riusciti? Niente, Cioè se ne sono andati a mani vuote? a mani vuote. Non ha portato via niente. E quando sono entrati, che pensavate fosse uno scherzo, che reazione c'è stata? Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui da roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere che ne cappia. E già era con adesso il colonnello, maresciallo qua dei carabinieri. E che ha detto, biondo, lei non ha i fucili? Sì, ho detto. Cosa che fa su quei fucili? Meglio non usare. Succedeva un masseo di tutto. Ecco, avete sentito quello che ci ha raccontato il nonno Pietro. Lui ha anche dei fucili, ma ha scelto appositamente di non utilizzarli proprio perché non succedesse una vera e propria tragedia. Sappiamo che già tra l'altro in altre situazioni, in altri casi sempre nel nostro territorio sono successi episodi simili e conosciamo anche poi quello che è accaduto, gli sviluppi. E, tra l'altro davvero loro stanno dimostrando oggi in questa giornata un estremo senso di coraggio, perché si stanno dimostrando davvero coraggiosi dopo quello che è successo. E un aspetto che avete sentito da evidenziare, dicono ma una casa così non è invitante per i ladri, perché è un'abitazione sì di più piani, sì singola, però comunque è un'abitazione umile. Questo ce l'hanno raccontato proprio tutti i familiari che si trovavano qui all'interno, quindi anche loro non riescono a capire perché sarebbero stati presi di mira così. Sconcerto anche da parte del sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, che sentiamo in questa intervista. Un fatto davvero molto grave. Mi sono recata presso la famiglia per accertarmi personalmente delle condizioni di salute, prima di tutto, e anche emotive. La famiglia sta reagendo bene e i sanitari sono intervenuti subito e confido che ci sia un esito complessivamente positivo. Gli inquirenti sono intervenuti, hanno fatto le indagini che stanno continuando e anche da questo punto di vista confido che quelle persone, quei malviventi che hanno fatto questo atto efferato vengano presi. Si tratta di persone estranee al nostro territorio e le dinamiche saranno chiaramente da verificare. Il Comune ha messo a disposizione già da 3 anni le telecamere e quindi i carabinieri possono contare su tante ottiche di presidio per la sicurezza di Cavallino Treporti. Ecco, queste erano anche le parole del sindaco di Cavallino, Roberta Nesto. Al momento qui da Cavallino è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori in collegamento in diretta da Cavallino Treporti con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Questa era una delle prime due notizie che abbiamo voluto darvi questa mattina, questa rapina in villa con tanto di sparatoria ed un ferito. L'altra invece ci porta in provincia di Treviso, a Nervesa della Battaglia, per un incidente stradale mortale. Si trova per noi sul posto a raccontarci tutto Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Edi. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo in via Granzia, Nervesa della Battaglia. Insieme a Nicoletta Rizzetto vi facciamo vedere il luogo dell'incidente, un incidente mortale, l'ennesimo sulle strade della Marca. Una signora di 78 anni, classe 46, Pierina Barro, ha perso la vita esattamente in questo punto. È una stradina di campagna, via Granze, devi sapere Filippo, a Nervesa questa mattina c'era il mercato, la signora era andata a fare la spesa come ogni mattina le capitava di passare al mercato per prendere il pranzo per il giorno stesso, è finita di strada. Vediamo ancora, grazie alle immagini di Nicoletta, le tracce sul lato della strada. La signora ha perso il controllo della sua auto, una Renault di bassa cilindrata, è finita contro la canaletta che costeggia la canaletta per l'irrigazione che costeggia questo vigneto, e la macchina purtroppo si è ribaltata su se stessa, e per la signora non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del SUEM, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, presenti anche i carabinieri per i rilevi del caso. Ovviamente ora la macchina è stata portata via, la strada è stata chiusa per un paio d'ore. È una strada che, nonostante sia una stradina di campagna, è molto trafficata perché taglia sostanzialmente il centro cittadino, perché la signora Pierina stava percorrendo questa strada dal centro cittadino, perché devi sapere Filippo, la sua casa è esattamente a 100 metri da qui, quindi probabilmente era di ritorno. Erano le 9:30, non si esclude sia stata colta da malore, non si esclude anche l'eventualità di un abbagliamento dal sole. Oggi il sole splende su tutto il Veneto alle 9:30, probabilmente il sole era molto più basso ovviamente di quanto è adesso, e non si esclude anche una concomitanza delle due cause. Filippo, dobbiamo rendere conto, siamo qui a Nervesa, ma ci stavamo muovendo verso Caorle, perché ieri c'è stata l'ennesima giovane vita spezzata sulle strade. Un 19enne, Edoardo Bernardi, stava percorrendo la strada che da San Stino di Livenza va verso Caorle, dove stava raggiungendo la madre, che probabilmente lo stava aspettando per il pranzo. L'allarme è arrivato intorno alle 13:30. Il ragazzo, 19 anni, ha perso il controllo della sua Honda, della sua moto, è finito contro un platano dalla corsia di destra, ha sbandato su quella di sinistra, è finito contro un platano, il suo corpo è stato sbalzato per diversi metri, il ragazzo è morto sul colpo. Filippo, è l'ennesima vittima della strada, ancora sangue sulle strade. Noi ovviamente l'ennesima vittima molto giovane, ne stiamo dando conto anche in questi giorni, abbiamo seguito anche diversi funerali di ragazzi che sono finiti autonomamente fuori strada. Sta ancora cercando di capire come mai Edoardo abbia perso il controllo della sua moto, perché ce lo raccontano. Abbiamo raggiunto il presidente della società mottense, la società di ciclismo, dove lui per almeno 8 anni ha corso. Ce lo raccontano come un ragazzo estremamente attento, estremamente diligente, bravo a scuola, frequentava il liceo Marco Belli l'ultimo anno, quest'anno si sarebbe dovuto diplomare. Raggiunto al telefono abbiamo chiesto un ricordo di Edoardo al presidente della società di ciclismo. Sentiamo. Sono scosso anch'io. Lui è iniziato con noi da giovanissimo, con la Motense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo, e poi ha deciso di smettere a correre, sebbene che era abbastanza promettente e tutto quanto, che alcune società lo cercavano, però di sua volontà ha deciso di non correre. Era bravo a scuola, e chi è bravo a scuola è bravo anche nello sport, si impegnava, era molto legato, gli piaceva, appunto, quando facevamo qualche manifestazione veniva anche a vederci e qualcosa così, gli piaceva in pratica lo sport. L'ha smesso, però
era molto legato alla bicicletta, così insomma. Filippo, questo è il ricordo di Edoardo. Noi da Nervesa, se non hai domande, ti restituiamo la linea. Grazie a Edi Kaliman in collegamento da Nervesa della Battaglia con Nicoletta Rizzetto. Noi ci spostiamo di pochissimo, andiamo a Breda di Piave per parlare di un furto in casa con delle circostanze piuttosto singolari, perché i ladri sono ricavati un buco sul muro. Hanno approfittato della breve assenza dei padroni di casa all'ora di cena, poco più di un'ora e mezza, e usando probabilmente un martello elettrico da demolizione si sono ricavati un varco nel muro laterale, quello della cucina. Una volta all'interno hanno cercato una cassaforte che non c'era, andandosene con qualche monile e lasciando dietro di sé danni per migliaia di euro. È accaduto lungo via Piave, la strada che da Breda conduce a Candelù, dove i malviventi hanno preso di mira una casa singola e probabilmente tenuto d'occhio i proprietari. Una volta avuta via libera hanno tagliato la recinzione, si sono ricavati un varco nella siepe e invece di scassinare un infisso, operazione questa che avrebbe fatto scattare l'allarme, hanno scelto di demolire il muro. Un colpo sconcertante che si somma ai ripetuti furti avvenuti nel territorio di Breda negli ultimi mesi, ma che per le modalità alza l'asticella di quello che i malviventi sono disposti a fare. Io non ho parole per come sono avvenuti i fatti questa volta, sembra quasi un film quello che è accaduto. E ho già detto che siamo inermi a questo punto qua, siamo quasi alla resa, mi viene da dire. Io non voglio arrendermi e farò di tutto. Certo che comincia a diventare una battaglia impossibile o molto difficile da combattere a queste condizioni. Gli appelli alla prefettura lanciati nelle scorse settimane, prosegue Mosole, non hanno avuto seguito, ma una risposta può venire solo dall'ufficio del governo e dal ministero. Io spero che qualcuno si stia organizzando, mi auguro in settimana riprenderemo i contatti e vedremo quali sviluppi ci sono stati. Che si convochi un tavolo, comunque io richiederò un colloquio nuovamente con il prefetto sperando che mi accolga, ma se lui vuole convocare tutti i sindaci ben venga, insomma, che così almeno tutti quanti insieme vediamo che cosa possiamo fare. Anche in provincia di Vicenza c'è un'allerta criminalità dovuto all'aumento dei reati in tutta la provincia e la necessità di risposte efficaci da chi si occupa della sicurezza. Noi abbiamo ascoltato il questore di Vicenza, Dario Sallustio. Adesso il nostro maggiore interesse è sulla città di Vicenza, evidentemente. Questo però non significa sguarnire il territorio provinciale, faremmo un grossissimo errore. C'è un'attenzione anche verso gli altri centri, evidentemente però il nostro lavoro deve basarsi su priorità. Oggi la priorità è Vicenza e quindi evidentemente è lì che dobbiamo effettuare esercitare uno sforzo ulteriore, maggiore. La risposta del questore a chi temeva che concentrando le forze in città potesse allentare la vigilanza delle forze dell'ordine in provincia, dove comunque furti ed aggressioni non stanno diminuendo. Una decisione condivisa durante l'ultimo tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, dove in maniera oggettiva si sono analizzati i dati statistici dei reati in tutta la provincia. C'è un leggero incremento di reati predatori, non tutti, alcuni sicuramente, tipo i furti in abitazione, però c'è anche, e questo chiederei di sottolinearlo, una risposta forte. Una nostra risposta forte, ci sono una serie di interventi anche in queste ore, interventi importanti, ci sono operazioni ad alto impatto di controllo straordinario del territorio che stiamo aumentando negli ultimi giorni, c'è una presenza sicuramente massiccia delle forze di polizia, sia quelle visibili che quelle, come dire, meno visibili. Il ripetersi ormai quotidiano di furti e spaccate in città sta allarmando cittadini e commercianti che chiedono il rinforzo strutturale dell'organico delle forze di polizia e un incontro con gli enti preposti alla sicurezza che stanno comunque già potenziando la vigilanza. Non parlerei di potenziamento dell'organico, le forze ordinarie rimangono quelle che avevamo prima. C'è un'attenzione da parte del Dipartimento nell'invio di forze specialistiche, penso ai reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato, ai reparti dell'Arma dei Carabinieri, che insomma stanno interessando la provincia di Vicenza più che in passato, e questo è a dimostrazione di una sensibilità anche da parte del centro. E un aumento di furti, di spaccate in particolare, si sta verificando anche nell'entroterra del comune di Venezia e ci sono stati anche degli arresti in flagranza di reato.
Hanno spaccato la vetrina del negozio vicino, hanno tentato di spaccare la nostra, per fortuna non ci sono riusciti perché abbiamo la vetrina antisfondamento e poi il Prix, da quello che ho capito. Notte di tentati raid tra catene di Marghera lungo via Trieste e Chirignago in via Milanese. 3 le attività prese di mira dei banditi che prima con un tombino, poi con un pezzo di cemento armato, forse scardinato dal marciapiede, hanno tentato i 3 assalti poco dopo l'alba di venerdì scorso. Lì c'è la pietra che hanno utilizzato per spaccare la vetrina, però prima di tentare di spaccarla hanno fatto questo lavoro qui perfettamente circolare, probabilmente utilizzando uno strumento specifico. Cioè, è questo che mi aveva colpito ieri quando ho visto la vetrina, la modalità è di persone che insomma sapevano cosa stavano facendo. È che a doppio antisfondamento, quindi non ci sono riusciti. Per la farmacia si tratta del secondo raid nell'arco dell'ultimo anno. Sì, è la seconda in 2 anni, è già successo l'anno scorso, la stessa cosa abbastanza simile. A sventare le incursioni i vetri antisfondamento sia della farmacia che del primo negozio assaltato, quello cioè che vende capsule di caffè in via Trieste, ma la vera sentinella che ha dato l'allarme perché svegliata dai forti boati dei colpi sulle vetrate è stata una residente. È stata la nostra vicina, che è già la seconda volta, che è una persona meravigliosa, è stata svegliata e ha chiamato immediatamente la polizia. La stessa residente che con grande senso di responsabilità anche nel 2023, sempre chiamando la polizia, aveva permesso di impedire ai banditi il precedente colpo. Solo che la scorsa volta non è stata fermata la persona che insomma colpevole, mentre questa volta per fortuna la polizia è riuscita a prendere i malviventi. I 3 malviventi colti dei poliziotti in flagranza di reato e arrestati mentre tentavano il terzo assalto al vicino supermercato sono stati subito processati per direttissima. Si tratta di 3 veneti, un 20enne di Campo San Piero, ora in carcere, visti i precedenti a suo carico, un 19enne di Chirignago ai domiciliari e un 31enne di Spinea già a piede libero. Numerosi arresti e denunce da parte delle forze dell'ordine, in particolare della polizia, in questi ultimi giorni anche a Padova. Droga, furti e microcriminalità nel mirino delle forze dell'ordine. 2 arresti e 5 espulsioni nelle ultime 48 ore da parte dei poliziotti delle volanti e della squadra mobile della Questura. Gli agenti sono intervenuti in un cantiere edile della Guizza dove era scattato l'allarme per un furto in atto. Dalle immagini arrivate sullo smartphone del titolare si vedeva uno sconosciuto che si aggirava con fare sospetto maneggiando una torcia tra le varie abitazioni in costruzione e che si dava alla fuga attraverso i campi all'arrivo degli agenti. Raggiunto e fermato si scopriva che era un 36enne del Kosovo affidato ai servizi sociali in alternativa al carcere, dove è tornato per decisione del tribunale. In via Reni fermate 2 persone che avevano cercato di cambiare strada. Uno dei 2, molto nervoso, aveva in tasca un sasso di ecstasy e a casa altro ecstasy e hashish. Il 34enne padovano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Un 57enne tunisino irregolare, invece, è stato arrestato in flagranza davanti all'entrata dell'ospedale I Colli, mentre consegnava a una persona appena uscita una dose di cocaina, ricevendo in cambio 2 flaconi di metadone appena ritirati dall'ambulatorio. Per lui processo per direttissima, obbligo di firma ed espulsione e accompagnato così al centro di Potenza. Gli agenti sono poi entrati nella Torre Belvedere di Piazzale Stazione su richiesta di una 44enne cinese derubata di 200 euro. Nel controllo arrestato un cinese di 65 anni con un provvedimento di cattura di Verona per espiare una condanna di 2 anni e 9 mesi e denunciato un connazionale su cui pendeva un decreto di espulsione. Infine, un 38enne tunisino è stato arrestato in Piazzale Stazione, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina per 80 euro. Per lui processo per direttissima, 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. E ora chiudiamo momentaneamente la pagina della cronaca e apriamo quella della politica. Andiamo a Bassano del Grappa, dove si vive una situazione piuttosto vivace per quello che riguarda le prossime elezioni comunali, in particolare per quello che riguarda la scelta del candidato sindaco nel centrodestra. Ci colleghiamo subito con Alex Giuliano, che si trova con il portavoce del Circolo di Fratelli d'Italia di Bassano, con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. Buongiorno Alex.
Buongiorno a te Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto benissimo, ci si avvicina alle prossime elezioni amministrative, ma se da una parte il centrosinistra ha già ufficializzato il suo candidato, alcune liste del centro, alcune liste civiche hanno fatto altrettanto, la grande incognita a Bassano riguarda il presente e il futuro del centrodestra, un centrodestra che qualcuno vuole compatto, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, qualcun altro invece sta valutando di correre magari separatamente. Si è parlato di fughe in avanti, non ultima quella di Mariano Scotton, che ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco con Forza Italia. Noi siamo in compagnia di Nicola Giangregorio, che è il portavoce, il referente del circolo bassanese di Fratelli d'Italia. Perché voi con un comunicato che è stato diramato ieri ribadite ancora una volta che volete un centrodestra unito, quindi è stato un po' un richiamo a queste fughe in avanti di qualche alleato. Sì, noi stiamo lavorando da diversi mesi, lo abbiamo sempre detto in qualsiasi intervista, in qualsiasi nostro comunicato. Per noi la priorità è Bassano. Bassano può essere governata da un centrodestra, ma un centrodestra che deve essere unito. Non comprendiamo certe fughe in avanti perché comunque vengono fatte anche in una situazione in cui nel tavolo regionale, per esempio, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega si parlano e stanno parlando. Ci stiamo prendendo il tempo necessario e opportuno per arrivare alle giuste considerazioni, al giusto candidato sindaco che possa rappresentare al meglio l'unione della coalizione. Questo è il nostro impegno, noi richiamiamo tutti i nostri alleati, in questo caso Forza Italia, e per quello che è stata appunto la dichiarazione di Mariano Scotton, a una responsabilità, quella responsabilità che i nostri elettori, i nostri cittadini si aspettano da un centrodestra. Ecco, però c'è da chiedersi come mai la decisione tarda ad arrivare, perché insomma oramai siamo quasi, abbiamo scavallato la metà di febbraio, ci si avvicina velocemente a marzo, dal di fuori sembra che questa unione del centrodestra non ci sia, cioè perché il nome non è ancora uscito? Il nome non è ancora uscito perché ci sono comunque dei tavoli aperti, ci sono delle situazioni che non riguardano solo Bassano. Come ho già detto, Bassano ha dato delle indicazioni, quindi i partiti che rappresentano la Lega e Fratelli d'Italia hanno dato indicazioni per quanto riguarda il candidato sindaco, il possibile candidato sindaco. Però chiaramente queste valutazioni sono fatte anche dai nostri vertici e su questo si sta lavorando alacremente, anche se si pensa o sembra che sia un tempo lungo, ma lungo non è nel momento in cui le cose vengono fatte in un certo modo e vengono fatte per l'obiettivo che è quello che è il nostro fine, diciamo, il fine migliore è avere Bassano e vincere le prossime amministrative. Senta, voi lavorate, come avete detto e sempre ribadito, per un centrodestra unito, ma eventualmente se questa unione di intenti non si dovesse concretizzare, sareste pronti anche a correre da soli come ultima soluzione? Allora io quest'ultima soluzione non voglio prenderla in considerazione perché se stiamo qui e ripeto stiamo portando avanti determinati ragionamenti prendendoci anche questo tempo ulteriore è proprio perché non vogliamo correre da soli, vogliamo arrivare a quello che ha già dimostrato essere vincente al governo nazionale e in tante altre regioni e non capisco perché non possa essere accolto qui a Bassano. Un'ultima cosa in chiusura, lei ha detto il tempo di questa attesa sembra tanto ma in realtà tanto non è, vogliamo però dare perlomeno un'idea di deadline, di scadenza, cioè entro quando insomma arriverà la candidatura? Allora, io non voglio dare date, non voglio darle perché ritengo che una data significa fare anche cose in fretta e molto probabilmente anche sbagliate. Ritengo che la candidatura verrà fuori nel momento in cui avremo tutti quanti le idee chiare e avremo risolto quelle che potrebbero essere eventuali dubbi, nodi e tutto ciò insomma che in questo momento è oggetto di trattativa.
Ecco, come avete sentito, questa è la chiave di lettura di Fratelli d'Italia. Il centrodestra dunque deve ancora ufficializzare una candidatura, si sta lavorando per un centrodestra unito, mentre invece il centro proprio, quindi le liste civiche, sono in fermento e sono attese novità a breve anche sotto questo punto di vista. Filippo, da Bassano per il momento è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie ad Alex Giuliano, al suo ospite Renzo Rigone per questo collegamento. Noi continuiamo a parlare di politica perché un dibattito piuttosto vivace nel centrodestra c'è anche a livello regionale, in particolare sul terzo mandato. Le posizioni tra Lega e Fratelli d'Italia sono molto diverse. Ultimamente Salvini sembra aver frenato sull'emendamento che darebbe il via libera a Zaia, mentre comunque il Carroccio Veneto attacca i meloniani. Alzano la tensione a sproposito. Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Il freno a mano tirato non è di uno qualsiasi, ma del numero 1 della Lega, Matteo Salvini, in queste ore in Sardegna. E non è cosa da poco, perché per molti questa frase ha una traduzione chiara. Il caso terzo mandato, e quindi in Veneto il caso Zaia, non deve mettere a repentaglio i già delicati rapporti con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, spalleggiati da Forza Italia. Il Carroccio non vuole trovarsi isolato su questo tema, come di fatto sembra essere, e dunque l'emendamento della Lega presentato dal segretario regionale Alberto Stefani rischia di essere ritirato in nome dell'unità del centrodestra? Verrebbe da chiedersi quale unità, almeno in Veneto, dove ai sorrisi di prammatica si contrappongono strali e attacchi da quando Fratelli d'Italia ha rotto gli indugi ripetendo da mesi un mantra: il Veneto tocca a noi, fumo negli occhi dei leghisti. Sono dichiarazioni che non fanno bene, queste dichiarazioni comportano comunque un aumento di tensione che non sarebbe necessaria. Io avrei evitato un'apertura di campagna elettorale così in anticipo, perché ci sono tanti temi sul tavolo a livello amministrativo che vanno affrontati, però se veniamo tirati in ballo, ecco, non dobbiamo aver paura di ribadire che il nostro partito, la Lega, deve continuare a mantenere la presidenza di questa regione. Il Veneto è nostro, calma e sangue freddo, intanto che il Veneto è nostro, che ascoltassero i veneti e allora se il Veneto è loro, i veneti vogliono l'autonomia, che il percorso dell'autonomia vada avanti a grandi galoppate anche da Fratelli d'Italia. Zaia o non Zaia, per il Carroccio Veneto sta diventando una questione di vita politica. Ho definito il Veneto come la linea del Piave per il Carroccio, per il nostro partito. Io credo che dopo 15 anni di amministrazione Zaia ci sia l'esperienza, ci sia la capacità per poter continuare a governare questa regione e ad esprimere il candidato presidente. Zaia resta il nome da spingere, ma le europee potrebbero sparigliare le carte. Lo sa bene anche Matteo Renzi, che da osservatore con la sua Italia Viva, da Mestre rilancia lo scontro. Meloni vuole mettere le mani sul Veneto mandando a casa Zaia, dice l'ex premier. La Lega vuole insistere e se non ci sarà il terzo candiderà qualcuno alla presidenza, come il sindaco di Treviso. Già, quell'ipotesi Mario Conte che lo stesso primo cittadino non ha rigettato a priori e che secondo chi lo conosce bene sarebbe un ruolo che gli calza a pennello. Lui ha sempre detto che è a disposizione del partito, ma è a disposizione anche e ha un impegno con i cittadini. Dovesse essere, io lo vedo anche un bravo amministratore, non solo locale ma anche regionale. E comunque, se Roma dovesse stoppare Zaia, la Lega lancia un avvertimento a tutti. Di sicuro il presidente Zaia non è che sparirà dalla scena politica veneta e con lui rimarrà in campo, penso, la sua lista, la lista Zaia e la lista Lega, entrambe compagini fatte da militanti leghisti che hanno portato grandi soddisfazioni al presidente Zaia e al nostro partito e quindi penso le porteranno anche in futuro. E allora sul terzo mandato sentiamo anche come si è espressa oggi il ministro Casellati. Stanno riflettendo i partiti di maggioranza su questo, c'è proprio in commissione un emendamento della Lega, vedremo un po' quale sarà il punto di caduta. Forza Italia non è favorevole al terzo mandato, la ratio del terzo mandato è la concentrazione di poteri per troppo tempo. Il problema è che siccome sono veneta e si parla di Zaia sicuramente è un buon governatore, è riconosciuto a livello nazionale.
Purtroppo non stiamo parlando di lui, stiamo parlando di una regola di carattere generale, per cui questo è il punto. Oggi si è tenuta la prima udienza del processo per la morte di Davide Rebellin. Il campione di ciclismo venne travolto il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino da un tir guidato da un camionista tedesco. Ci colleghiamo con Carlo Alberto Inghilleri ed Andrea Benetti che si trovano per noi all'ingresso del Tribunale di Vicenza. A te la linea, Carlo. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui davanti al Tribunale di Vicenza dove oggi si è aperto il processo a Wolfgang Riecke, il camionista tedesco che, come hai ricordato tu, il 30 novembre del 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. Ebbene, la prima udienza è stata breve, durata circa una mezz'ora e nell'occasione la difesa del camionista è tornata a chiedere il patteggiamento, ma sentiamo direttamente la voce degli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, che appunto sono i legali del camionista tedesco Wolfgang Riecke. Abbiamo chiesto un patteggiamento a 3 anni e 11 mesi con la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare. Allo stesso tempo abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere, con gli arresti domiciliari. Abbiamo rinnovato l'istanza di patteggiamento. Riteniamo che la pena di 3 anni e 11 mesi di detenzione domiciliare sia una pena proporzionata, anzi afflittiva per il fatto. Una vita umana non è mai proporzionata a nulla, perché è evidente. Certo è che si tratta di una grave disattenzione, ma una disattenzione, la persona era alla guida, guidava 25 km all'ora, non ha visto l'impatto con il ciclista che stava passando. Credo che il signor Riecke, che si è costituito, è venuto perché bisogna ricordare che quando ha saputo del male è stato sottoposto a un procedimento penale e si è presentato al Brennero. È in carcere da 7 mesi, Abbiamo risarcito tempestivamente, anche qui 840.000 euro, 20.000 euro, quanti sono, non compensano una vita umana, questo siamo d'accordo, però ci siamo dati a fare anche con l'aiuto della famiglia, in modo che la famiglia possa avere un ristoro di fronte a questa tragedia. Di più non possiamo fare, credo che ci siano tutti i presupposti per valutare in maniera equilibrata questa vicenda. Una pena di 3 anni e 11 mesi è una pena assolutamente proporzionata. Avete sentito, una pena di 3 anni e 11 mesi è una pena assolutamente proporzionata. Questa è la voce dell'avvocato Enrico Ambrosetti che difende il camionista tedesco Wolfgang Riecke. La difesa dunque del camionista è tornata a chiedere il patteggiamento, ha rinnovato l'istanza e è d'accordo anche il pubblico ministero. Sì, avete sentito bene, l'accusa ha dato l'assenso al patteggiamento, all'accordo sulla pena che invece era stato respinto, in sede di udienza preliminare. Dopo la prima udienza, però, a margine della prima udienza abbiamo sentito anche il legale della famiglia di Davide Rebellin, Davide Picco. Sentite che cosa ci ha detto. La difesa ha ribadito la richiesta di patteggiamento già formulata davanti al giudice delle indagini preliminari, quindi ribadendo una richiesta di applicazione pena di 3 anni e 11 mesi. Oggi è stata ribadita questa richiesta davanti al giudice del patteggiamento, una richiesta proceduralmente legittima. L'imputato ha rilasciato delle spontanee dichiarazioni e il giudice, il collegio, si è riservato per la decisione sull'attenuazione della misura cautelare e per la decisione se accogliere o meno questa istanza di patteggiamento. Noi ovviamente come difensori delle persone offese non possiamo che rimanere in attesa, prendere atto e vedremo quello che succederà alla prossima udienza dell'11 marzo, dove appunto verrà deciso se è stata accettata o meno questa richiesta di patteggiamento.
Avete sentito, l'imputato ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, ha detto che è molto dispiaciuto per quanto accaduto e ha chiesto ancora scusa alla famiglia di Davide Rebellin. Adesso la prossima udienza è stata calendarizzata per lunedì 11 marzo alle 9:15. Lì verrà deciso se verrà accettata oppure no il patteggiamento proposto dalla difesa di Wolfgang Ricke, camionista tedesco che travolse e uccise Davide Rebellin il 30 novembre del 2022. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Stasera vi daremo altri particolari su questa prima udienza. Per il momento direi che possiamo restituire la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri in collegamento dal Tribunale di Vicenza con Andrea Benetti. Abbiamo sentito i legali che si stanno confrontando su questa vicenda. Adesso ci spostiamo a Mestre per sentire un altro legale, un altro avvocato che ha subito una brutta avventura. È stato aggredito dal rider che gli stava consegnando a domicilio delle pizze. Aggredito, preso a pugni in faccia con spintoni e parolacce dal rider che gli ha pure strappato la maglietta, tanta inaudita violenza perché il rider non voleva consegnare le pizze al primo piano, peraltro come da ordine già precedentemente pagato con l'app Gestit. Vittima l'avvocato mestrino Matteo D'Angelo che, soprassedendo alle furiose ire del rider, pur essendo sceso al pian terreno ed essersi difeso, ha rimediato 10 giorni di prognosi. È accaduta a Mestre la sera di San Valentino, con il legale costretto a chiamare la polizia per ben 2 volte e ora costretto a portare il collare cervicale, come da diagnosi del medico del pronto soccorso, visti i diversi politraumi accertati, tra cui anche quello allo zigomo, al labbro, con edemi all'orecchio. Cercava proprio lo scontro fin dalla polemica iniziale, ma non pensavo potesse sfociare in tutto ciò, racconta l'avvocato raggiunto al telefono. Oggi preferisce restare a casa con i suoi figli. Sono terrorizzati e impauriti, dice. È andata bene, perché fortunatamente ho corporatura che resiste. Aggiunge raccontando di come, subito dopo l'aggressione, il rider si sia ripresentato sotto casa per attaccarsi al campanello, suonare e insultare tutta la famiglia all'impazzata. Episodio denunciato anche a Justit, che di tutta risposta ha inviato una lettera di scuse all'Acqua di Rose. Stando ai medici del pronto soccorso si tratterebbe del secondo episodio a Mestre nell'arco di una settimana. Il rider violento potrebbe essere lo stesso e quindi sarebbe pure seriale. Ed è stato fermato dalla polizia un veneziano che ha malmenato la compagna incinta di 6 mesi. Arrestato in un albergo del centro a Padova un 35enne della provincia veneziana per aver aggredito e picchiato la compagna incinta di 6 mesi. A dare l'allarme il personale dell'hotel che ha soccorso la donna in evidente stato confusionale e ha fermato il compagno per poi consegnarlo ai poliziotti. La donna ha riferito agli agenti di essere stata aggredita e malmenata dall'uomo. Il 35enne è stato prima fermato e successivamente rilasciato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alla donna. E a Treviso invece stanno aumentando i tentativi di truffa ai danni di cittadini residenti in particolare nella zona della chiesa votiva. L'ultimo tentativo di truffa è stato segnalato da una 90enne contattata da finti operai, ma sono in aumento anche le richieste di denaro da finti figli e da finti nipoti. Con uno strumento arrivano lì in giardino e scatta un bip bip, ecco vede che quindi entriamo anche in cucina per controllare. Finti operai in azione nella zona della chiesa votiva a Treviso. L'episodio accaduto nei giorni scorsi viene raccontato da una signora di Via del Mozzato alla referente del controllo di vicinato. Proprio poche ore fa una signora, una mia amica di 90 anni ma molto in gamba, mi raccontava proprio che nei pressi di casa sua stavano facendo dei lavori all'acquedotto e quindi qualcuno si è presentato in tuta, cioè con abiti da lavoro. Ma la signora alla richiesta di entrare in casa si è subito insospettita rispondendo a tono. E non è necessario che lei entri in cucina, ci torni magari domani che così c'è anche mio figlio eccetera eccetera, insomma quindi la persona poi sparisce e non se ne parla più. Ed è solo l'ultimo di una lunga e varia serie di truffe anche online che non colpiscono solo gli anziani. Ora va molto il numero clonato di figli o nipoti. Qui si tratta di qualcuno che manda un WhatsApp, un messaggio e dice ciao papà, ciao mamma, oppure sono tuo figlio, sono tua figlia, ovviamente non specifica il nome.
e dice: guarda che ho perso il telefono, ho dovuto cambiare numero, quindi cancella il numero vecchio perché non serve più e scriviti questo numero nuovo. E dopo qualche tempo mandami immediatamente a questo conto, a questa cosa, X, perché mi serve, perché mi è successo questo e quello e sono nei guai. Sono già diverse le segnalazioni arrivate non solo alla referente ma anche alla parrocchia per un fenomeno che da tempo il quartiere combatte con l'informazione. Questi volantini e i cartelli con i consigli per non farsi imbrogliare, con la previsione di ripetere a breve un nuovo ciclo di incontri, perché non bisogna mai pensare che... A me non succede così, invece sì, io stessa c'è stato un giorno che uno che veniva invece per bollette, per così, nonostante io fossi stata prevenuta eccetera, stavo quasi per caderci, mi sono fermata proprio all'ultimo istante, ma il racconto così era talmente ben fatto che veramente stavo per firmare. Ed ora andiamo in diretta in provincia di Padova perché dopo i Velox ora è la volta anche dei Dossi, rallentatori a Casale di Scodosia, qualcuno ne ha smontati 3 durante la notte. Ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti e Federico Cibotto. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, hai detto bene, sono stati smontati questi dossi lungo questo rettilineo che adesso Federico Cibotto vi mostrerà, una strada che invitava a correre, quindi l'amministrazione, anche su sollecitazione dei residenti, ha installato questi tre dossi che a quanto pare insomma stavano funzionando molto bene perché si sono ridotti sia gli incidenti ma anche insomma i pericoli lungo questa strada di Casale di Scodosia. Il messaggio che lancia il sindaco Marcello Marchioro, che salutiamo, buongiorno e grazie, è un messaggio soprattutto rivolto a chi ha commesso questo atto di vandalismo perché insomma forse non si è reso conto di quanto ha rischiato. Certo, sì, buongiorno a tutti. Il senso è quello che io voglio dare veramente il segnale che se qualche cittadino, qualche ragazzo ha delle intenzioni così di non condividere le scelte dell'amministrazione per mettere in atto la sicurezza di una strada, di una viabilità per rallentare il traffico, mi raccomando che non vadano a fare delle rischi della propria incolumità, specialmente di notte come era sabato mattina con una nebbia fittissima e molto pericolosa. Dunque io veramente, al di là del gesto un po' vandalico così che hanno voluto fare, ma ci sono degli altri metodi per non condividere certe scelte dell'amministrazione. La porta del sindaco è aperta? La porta del sindaco è aperta, ci sono state delle raccolte firme per mettere questi dissuasori e li abbiamo accolte, ci possono fare queste richieste con della raccolta firma se le persone non sono d'accordo, ma al di là di questo io credo che questa sia stata una ragazzata più che una manifestazione e vorrei raccomandarmi ai ragazzi che fanno questi atti così magari anche un po' per mancanza di altri svaghi o altri impegni, non vadano a mettere a repentaglio le loro vite, che sarebbe un controsenso veramente. Noi mettiamo delle cose per fare sicurezza e loro vanno a rischiare la propria vita per toglierle. Certo sindaco, anche perché insomma ve lo confermiamo, qui siamo sul ciglio della strada, lo spazio è poco, le macchine o i mezzi pesanti corrono, quindi è davvero pericolosissimo anche per noi di giorno stare qui, vero assessore Antonio Vecchione, assessore alla sicurezza. Tra l'altro i dossi verranno rimontati e li avevate messi perché ve li ha chiesti la popolazione. Sì, buongiorno a tutti. Sì, i dossi verranno rimontati prestissimo, abbiamo già contattato la ditta di rimontarli e sono stati messi a posto per la sicurezza. Diciamo che i cittadini di questa strada più di una volta ci hanno chiesto aiuto nel fatto che non potevano uscire di casa, era un traffico di macchine che sfizzavano a 100 all'ora e anche tanti camion che camminano per questa strada e correvano anche loro e loro non riuscivano a uscire casa con i figli a piedi e specialmente con le macchine, sembra il rischio di fare un incidente. Allora noi quando abbiamo messo questi dossi per la sicurezza di questa strada abbiamo avuto veramente un gran successo nel fatto di rallentare la velocità. C'è stato perfino un incidente dove questo incidente ha causato il minimo di danno, perché se non c'erano i dossi l'altro correva e poteva capitarci morto. Noi rimetteremo di nuovo i dossi perché ci teniamo tanto alla sicurezza e i cittadini devono
devono essere tranquilli di uscire di casa, specialmente in queste strade residenziali comunali, che sono strade sono gestite dall'amministrazione. L'amministrazione può farne a meno di vedere queste cose, perché se siamo all'oscuro di queste cose siamo complici di quello che succede, ok? Allora noi come amministrazione rimettiamo, se queste persone che hanno rischiato anche la vita a togliere i dossi, perché ho contato quanti bulloni hanno tolto, ogni dosso che hanno tolto 50-60 bulloni per 3 dosi, fate voi i conti, significa che non hanno messo 1 minuto, 2 minuti, hanno messo il loro tempo, e il loro tempo l'hanno messo a rischio di vita, e la stessa cosa che rischiano la loro vita si devono tenere sulla coscienza se succede qualcosa dei cittadini che escono di casa e hanno messo a repentaglio la vita di questi cittadini. Io vi dico, pensateci bene e fatevi un esame di coscienza. Grazie Assessore Vecchione, grazie al Sindaco Marchioro. Grazie a voi. E ti restituisco la linea, Ferdinando, a te. Grazie a Federico Fusetti in collegamento dalla provincia di Padova, dove noi rimaniamo per parlare del report dell'ACI sugli incidenti stradali, che segna proprio la provincia di Padova come quella in cui si sono verificati più sinistri mortali in tutta Italia. 10 ciclisti morti a Padova nel 2022, un dato che porta la città del Santo prima in una triste classifica a livello nazionale. A dirlo sono i dati del report ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia. Le vittime nel 2022 in tutta la nazione sono state 205, con un calo del 6,8% rispetto all'anno precedente. 20 di questi erano a bordo di una bici elettrica e 16 guidavano un monopattino. La classifica vede in seconda posizione la città di Udine con 9 incidenti mortali, al terzo posto Milano, Venezia e Ravenna con 8 ciclisti morti. Sulla base del report ACI-Istat sono stati anche 485 i pedoni che hanno perso la vita. Roma, la provincia con più incidenti mortali, seguita da Milano e Napoli. Ed ora ci spostiamo in una discoteca di Spresiano, dove sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una rissa che ha coinvolto una decina di persone. C'è stato un diverbio tra 2 ragazzi di età circa tra i 25 e i 30 anni che hanno scambiato delle parole, e da questo poi probabilmente è scaturito un attimo di confusione. È stata sedata immediatamente dal nostro servizio d'ordine. C'è stato una persona che ha avuto un colpo in faccia, che è stata medicata. 2:45 del mattino, privé della sala Anima Club all'interno della discoteca Odissea di Spresiano. 2 giovani trovano da ridire, forse per una questione di posti. Dalle parole si passa alle mani, si scatena una rissa che coinvolge una decina di persone. Il tutto dura pochi secondi, spiega ancora il titolare della discoteca lungo la Pontebana, Giannino Benerandi. Abbiamo ovviamente allontanato le persone invitandole a uscire nei nostri uffici, dove abbiamo cercato di chiarire l'episodio. Da lì sono stati chiaramente coinvolti le forze dell'ordine, che sono state chiamate, allertate immediatamente, hanno provveduto a identificare alcuni di loro, e adesso con le immagini che abbiamo, dove si vede bene tutta la sequenza dell'episodio, le andremo a consegnare ai carabinieri qui di Spresiano, che poi procederanno per le loro indagini. I soggetti coinvolti nella rissa rischiano ora la denuncia. Se ci saranno altre conseguenze, questo non lo so, ma nel caso potremo anche noi procedere con delle denunce, insomma, se avremo delle problematiche causate da questo episodio. Allora parliamo di Olimpiadi, perché oggi è stata una giornata di proteste in provincia di Belluno. Noi siamo in collegamento telefonico con Fabio Fioravanzi e al centro c'è sempre in primo piano la famosa nuova pista da bob, ma non solo, vero Fabio? Doveva essere il primo giorno dei cantieri per la nuova pista. A dirla tutta, la prima notizia è che non c'è traccia di nessun cantiere per la nuova pista. Cioè non ci sono lavori in corso, non c'è stata recinzione dell'area dove ci saranno i cantieri, forse anche per evitare scontri con i manifestanti. E qui la seconda notizia è che i cortinesi non c'erano. Un centinaio, forse 150 persone che hanno partecipato a questo picchetto, ma tra di loro
presenze al Trentino Alto Adige, presenze dall'Emilia Romagna, veneziani, una consigliera regionale dal Vicentino, ma presenze di Cortina davvero poche. Parrebbe che gli assenti siano giustificati dicendo ma noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere accorti, però se si è contrari a un'opera come questa per la quale si spenderanno 120 milioni è anche il momento di metterci la faccia, e invece forse ce l'hanno messa dalla capitale del Dolomiti 10 persone, gli altri venivano da fuori. Poi dopo questa manifestazione, qui si è parlato molto anche dei larici, ne verrebbero abbattuti 400, e la ditta che ha preso l'appalto per questo abbattimento avrebbe quantificato in 2200 metri cubi di legno da togliere per fare la nuova pista, larici che hanno 100-120 anni, e al termine poi una persona che ha vissuto la pista facendo il telefonista ha accompagnato i manifestanti lungo appunto quello che è il percorso, che adesso è diventato uno sterrato perché della vecchia pista non è rimasto assolutamente nulla, è stato tutto ripulito, c'è veramente soltanto il percorso in terra battuta, è rimasta soltanto la curva in cemento armato sotto l'arrivo che è tutelata quale bene architettonico, e tutto il resto è un percorso in terra battuta dove dovrebbe nascere appunto la nuova Eugenio Monti. Si è fatto questo percorso spiegando come sia un percorso al sole, non all'ombra, dove tra l'altro anche per l'altitudine, 1200 metri, neve ce n'è poca per pochi mesi all'anno, e che quindi una pista comunque, il ghiaccio della pista sarà difficile da mantenere, con un costo aziendale, una volta che la pista dovesse essere in essere, di circa 1,2 milioni, 1,5 milioni all'anno, che a oggi non si sa in capo a chi dovrebbe essere imputato questo costo. Grazie a Fabio Fioravanzi in collegamento da Cortina d'Ampezzo. Naturalmente è una questione di cui continueremo ad occuparci doverosamente anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi intanto ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Torniamo ad occuparci di sicurezza stradale, perché al processo sui velox di Cadoneghe sia il comune che il sindaco si costituiranno parte civile e chiederanno un risarcimento per danni di immagine. Si costituirà parte civile il comune di Cadoneghe nel processo che inizierà il 4 marzo a carico di 2 agenti della polizia locale coinvolti nella vicenda dei velox posizionati lungo la strada del Santo e duramente contestati da molti cittadini, multati a ripetizione, a loro dire ingiustamente. Il sindaco Marco Schiesaro ha anticipato che sarà presente in aula e che chiederà un risarcimento danni per l'immagine del comune e di se stesso compromesse dalla vicenda. Il sindaco sottolinea che tutta la questione giudiziaria è partita da una sua segnalazione ai magistrati e che quindi si considera parte lesa in tutta la vicenda, che tra giugno e agosto dello scorso anno, dall'attivazione allo spegnimento dei velox, peraltro danneggiati da ignoti, è finita in primo piano in tutta Italia per molte settimane. Intanto torna in funzione il velox di Villa del Conte, danneggiato da Fleximan. Dopo l'atto vandalico, la polizia locale del Campo San Pierese, cui compete la gestione della sicurezza e della sorveglianza nei 10 comuni della federazione, ha provveduto a ripristinare il dispositivo. Il nuovo autovelox tornerà in funzione a partire da oggi lungo la provinciale del Piovego a Villa del Conte. E adesso parliamo di granchio blu, perché dopo il fermo pesca di 14 cooperative sul delta del Po a Chioggia è forte la preoccupazione per l'ipotesi colonizzazione lungo le battigie del mare.
Il granchio blu, considerata la sua grande capacità di adattamento ai nuovi ambienti, potrebbe presto colonizzare anche le battigie del nostro mare. Il grave allarme lanciato dal consigliere regionale Chioggiotto Marco Dolfin. Figuriamoci se la presenza del granchio blu possa insistere anche sulle nostre battigie, diventerebbe veramente un disastro. Dunque il problema della pesca si può anche ripercuotere con la presenza anche del granchio blu nel periodo estivo. Motiva le ragioni della sua preoccupazione. Perché l'adattamento del granchio blu ultimamente dimostra veramente una possibilità di, diciamo così, di presenza sempre più costante e continua. Dunque, non per volermi ripetere, ma il rischio è che veramente da un problema che riguarda la pesca si ripercuoti anche su un problema del turismo e sarebbe una ricaduta veramente pessima per l'intera regione. Il granchio blu potrebbe dunque diventare anche un problema sul fronte turistico e come ricaduta sulla balneazione veneta. Abbiamo l'industria del turismo nel nostro Veneto parla di 72 milioni di presenze, di cui 32.000 va sulla balneazione, sulle realtà del nostro litorale. Da Chioggia la forte preoccupazione dopo i primi stop alla pesca di vongole sul delta del Po, nella vicina Porto Tolle, vista l'invasione di granchio blu risvegliatosi a causa dell'innalzamento delle temperature marine. Fermo pesca che si traduce con lo stop al lavoro per 14 cooperative, vale a dire un esercito di quasi 1.500 famiglie a casa. Rimaniamo proprio a Chioggia per parlare però di conche di navigazione, perché il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha chiesto esenzione del pagamento per il settore della pesca, un settore che, come abbiamo appena visto, si trova già in estrema difficoltà. C'è preoccupazione soprattutto tra i pescatori all'indomani dell'incontro svoltosi sulle conche di navigazione in cui si è palesata la possibilità che potrebbero essere a pagamento. Nulla in contrario per il sindaco di Chioggia, che però chiede si pensi alla categoria dei pescatori già fortemente in difficoltà. È giusto comunque parlarne, anche per non essere impreparati quando saranno ovviamente riconsegnate al termine dei lavori, però fin da subito è bene chiarire che il mondo della pesca sia escluso dal pagamento del transito in queste conche di navigazione. Per il primo cittadino è importante parlarne da subito, anche perché le situazioni che potranno delinearsi saranno diverse, quindi servirà del tempo per capire come gestirle al meglio. La pesca però, ribadisce, va lasciata stare. I lavori saranno consegnati non prima di 2-3 anni, quindi ovviamente tutti gli enti interessati, le associazioni di categoria di vari settori, chiaramente del mondo del lavoro, ecco, pesca, parlo delle navi commerciali, è giusto trovarsi, parlarne, discuterne, però chiaramente ci sia, non dico un occhio di riguardo, ma ci sia ovviamente l'esenzione per i nostri pescatori di Chioggia, che sono già messi ovviamente in difficoltà dalle norme europee. Sciopero nazionale di 4 ore dei Vigili del Fuoco, hanno aderito anche i pompieri di Vicenza e provincia. Numerose le richieste al Dipartimento Centrale per la scarsità di personale e le basse indennità straordinarie. Fra le motivazioni dello sciopero c'è l'inaccettabile ritardo delle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali. La mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità già autorizzate, il mancato adeguamento dell'indennità per il lavoro notturno e festivo a quelle degli altri corpi dello Stato, che ricevono un trattamento ben 4 volte superiore al nostro. Sono solo alcune delle richieste che hanno avanzato da alcuni anni anche i Vigili del Fuoco di Vicenza e quelli dei distaccamenti provinciali, che hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore dalle 9 alle 13. Richieste che dopo la proclamazione in parte sono in fase di accoglimento dal Dipartimento Centrale. Restano ancora però tante, troppe criticità e troppi ritardi da risolvere. I Vigili del Fuoco meritano più attenzione e non soluzioni in perenne ritardo. Per questo lo sciopero sarà una vera e propria richiesta di attenzione allo Stato da parte del corpo più amato dagli italiani. Volevo precisare alla fine che questo sciopero non metterà assolutamente in rischio il soccorso ai cittadini. Poi c'è un'altra protesta che è quella che comune a diverse nazioni europee, quella dei trattori, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Padova, e sulla questione è intervenuto anche il Partito Democratico Veneto.
La protesta dei trattori che sta toccando le varie città della regione, l'ultima in ordine di tempo Padova, con oltre 600 trattori e più di 1000 persone arrivate allo stadio Euganeo, anima la discussione politica. Il Partito Democratico Veneto accusa il governo di Giorgia Meloni di aver disatteso le promesse. Penso proprio che sia un problema per il governo, perché questo governo ha fatto molte promesse, soprattutto quando era all'opposizione in passato, anche su questa questione dell'agricoltura, e adesso non riesce a mantenerle. E quando per molto tempo fai delle promesse e poi ti trovi al governo, magari quelli che hai blanditi poi si rivolgono a te. E il caso, guardate, dell'IRPEF, diciamo che era stato il governo di centrosinistra ad abolirla, il governo di destra l'ha rimessa, e intorno a questo c'è stata una grande protesta, che peraltro non è ancora finita. Naturalmente i problemi dell'agricoltura sono molti, l'agricoltura è fondamentale per la nostra economia, anche nella nostra regione. I costi sono aumentati, i cambiamenti climatici, la siccità, l'aumento delle materie prime sono tutte questioni che hanno inciso, e quindi noi dovremmo lavorare a livello nazionale e a livello veneto per fare in modo che questo settore venga sostenuto al meglio, anche a livello europeo, con delle politiche che non mettano in discussione la transizione ambientale, ma anche che sostengano chi lavora, chi opera, chi ogni giorno ha a che fare con la nostra terra. E un'altra protesta di questi giorni è quella che si è svolta davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. L'ULSS 6, per mancanza di personale, vorrebbe esternalizzare il servizio 118. Siamo consapevoli che per i medici del pronto soccorso c'è un problema, insomma, che è generale, non è solo qui da noi, però certamente non pensiamo che la soluzione giusta sia quella di esternalizzare, anche se temporaneamente. Un volantinaggio di CGIL e UIL per raccontare ai cittadini che l'ULSS 6 intende esternalizzare il servizio di codici rossi per l'ambulanza di Cittadella e Piove di Sacco. Noi diciamo no a questa esternalizzazione perché, anche se ci sono motivazioni di natura giuridica, il problema a nostro avviso è politico. Cosa vuol dire? Che bisogna fare una scelta di riorganizzazione territoriale anche per le risorse che oggi sono in campo, per evitare che la sanità pubblica venga destrutturata. Questo appalto viene fatto nel nome dell'emergenza, coprire i codici rossi. Noi diciamo che ci vuole una riorganizzazione, bisogna già pensarlo da qua ai prossimi 10 anni, non lo risolviamo adesso. Dovremmo cercare di contingentarlo nel minor tempo possibile. Pensiamo a Montagnana, doveva partire per un anno, sono 4 anni che è lì. C'è un problema di sicurezza, sottolineano i sindacati. I codici rossi sono delicatissimi, non solo per la presa in carico in strada, ma anche perché poi arrivano in ospedale devono essere presi in carico, e oggi abbiamo già a nostro avviso delle criticità nel passaggio tra cooperative già presenti all'interno dei pronto soccorsi per la dirigenza e i dirigenti medici strutturati. Non possiamo andare avanti così. Siamo l'ULSS più grande del Veneto, per la dirigenza si può fare una riorganizzazione specifica per il personale che c'è tra Campo San Piero e Cittadella. L'ospedale di Cittadella è sempre stato un'eccellenza, è un ospedale che ha sempre garantito interventi, cure e anche una modalità, no, di ricevere il paziente, di accudirlo. E sono preoccupati per questo, perché dicono: noi dove dobbiamo andare a curarci ora? Dobbiamo pagare? Dobbiamo rivolgerci al privato? E ora parliamo di rincari, perché alle bollette del gas impazzite dopo l'uscita dal mercato tutelato si somma un progressivo aumento del carburante. Le più penalizzate sono le famiglie con maggiore fragilità economica. C'è stato un aumento di prezzi sul mercato mediterraneo, il tanto famoso Platts, che vale quel che vale, ma non abbiamo altro, e quindi i prezzi alla pompa si sono adeguati. E potremmo dire che non si sono ancora adeguati al 100%, perché, stando a quella che è la media di margini delle compagnie petrolifere, mancano ancora 2-3 centesimi. E dunque un ulteriore aumento dei carburanti è atteso, anche se in un periodo dell'anno in cui è piuttosto inconsueto. Alla conta dei rincari che le famiglie venete e trevigiane si ritrovano ad affrontare si aggiunge quello della benzina.
1,72 € il gasolio al self-service al 1 gennaio, 1,77 € al 5 di febbraio, la benzina da 1,75 € a 1,81 €, quanto al servito da 1,83 € a 1,88 € per il gasolio e da 1,86 € a 1,92 € per la benzina, ma i prezzi in alcune pompe dimostrano come nelle ultime 2 settimane sia stata superata anche la soglia dei 2 €. Aumenti dietro ai quali non c'è una volontà dei gestori, sottolinea Parin. Quel gestore ha tutto l'interesse che il cliente torni da lui, quindi solo un pazzo andrebbe a lavorare sui prezzi fuori misura. Sulle bollette del gas impazzite invece interviene il presidente nazionale del Forum delle Famiglie, il trevigiano Adriano Bordignon. Sì, la fine del mercato tutelato ha messo in difficoltà un certo nucleo di famiglie, soprattutto famiglie che erano già fragili di per sé. Né è servito a tutelarle uno strumento ritenuto ormai da revisionare come l'ISEE, insufficiente rispetto al caro vita, preferibile il fattore famiglia, il nuovo strumento per definire le condizioni economiche dei nuclei che anche in Veneto sta prendendo piede. Quelli che sono i costi obbligati, cioè i costi per il mutuo, per l'affitto, per le spese energetiche, per la salute, sono crescenti e vanno a consumare larga parte del reddito familiare. Esortiamo sempre più sindaci a orientarsi al fattore famiglia perché è una risposta che cerca in qualche modo di rendere meno grave questo squilibrio verso le famiglie. Ed ora il racconto di Antonella Tocchetto, una consigliera comunale del Partito Democratico di Treviso, la quale si è trovata nel mezzo di una situazione di tensione tra ragazzi ed è intervenuto. L'episodio si è verificato davanti al Riccati a Treviso, la stessa zona dove venerdì una ragazza era stata aggredita da un gruppetto di bulli. Ho notato anch'io che ci sono proprio gruppi di ragazzini che escono e il gruppo fa forza e mi è capitato anche a me un episodio dove un gruppo di ragazzi spingevano altre 2 persone. Era l'una, quindi erano le ore 13, 13:30, insomma in pieno giorno. Per Antonella Tocchetto, consigliera comunale del PD ma anche avvocata con lo studio a pochi passi dal Riccati, la prova concreta di una situazione che rischia di sfuggire di mano. Gli schiaffi alla studentessa da parte di un gruppetto di altri giovanissimi all'uscita di scuola, episodio di venerdì pomeriggio al vaglio della polizia, ricalca la violenta aggressione del 25 gennaio, sempre davanti alla scuola che si affaccia su Piazza Vittoria. In quel caso era stato preso di mira uno studente. Ma non certo l'unico caso di tensione come quello raccontato in diretta in prima edizione. Trovandosi a poca distanza, Tocchetto ha deciso di intervenire. Io mi sono avvicinata e ho proprio alzato un po' la voce dicendo ma cos'è queste spinte? Attenzione perché sennò io chiamo i vigili urbani e si sono un po' dispersi, nel senso che voglio dire, so che il preside e i professori sono molto attenti, molto spesso devo anche dirlo, vedo proprio i professori che alla fine della scuola escono e controllano un po' la zona, però c'è da dire che il gruppetto che sono anche i ragazzi che poi il sabato pomeriggio creano la tensione perché sono a gruppo, effettivamente a volte utilizza la forza nei confronti di altri. La cartina di tornasole di un fenomeno che riguarda tutto il centro, basti pensare al minorenne aggredito e rapinato alla stazione delle Corriere, in barba ai controlli dei vigilanti SMOM e delle forze dell'ordine, senza dimenticare i sabati ad alta tensione in Piazza Borsa che ormai non si contano più. La presenza di vigili, polizia e carabinieri c'è, ma evidentemente non basta. Per Tocchetto è necessario mettere in campo anche altre figure a supporto dei controlli. Far girare molti operatori di strada, perché magari anche se si mettono là all'uscita di scuola vedono che c'è una sorta di, come dire, di forza, perché è solo una cosa muscolare degli adolescenti. Diamo un'occhiata anche alle testate online di alcuni dei principali quotidiani italiani. Sostanzialmente le aperture sono le stesse perché si parla della morte di Alexei Navalny. Quello che vedete tra pochissimo è il Corriere della Sera. Vedete, parla la vedova di Navalny: mio marito ucciso da Putin con il Novichok, prenderò il suo posto. Alla Repubblica un'apertura analoga. L'annuncio della moglie, anzi della vedova di Navalny: continuerò il lavoro di Alexei, lotterò per la Russia. Putin lo ha ucciso avvelenato con il Novichok. E a proposito di scenari di crisi internazionale, in piazza Ferreto a Mestre si è svolto un flash mob per chiedere il cessate il fuoco in Palestina.
Basta con la strage degli innocenti. L'Ampi provinciale di Venezia, insieme al coordinamento in marcia per la pace, ha promosso un flash mob in piazza Ferretto a Mestre per chiedere il cessate il fuoco in Palestina. Il flash mob doveva svolgersi il 24 febbraio, rispondendo all'appello di Europe for Peace e della coalizione della pace giusta di Assisi, ma è stato anticipato di fronte alle conseguenze potenzialmente devastanti sulla popolazione civile, come hanno dichiarato i ministri degli esteri del G7, di un'ulteriore operazione militare israeliana su vasta scala a Rafah. Noi di fronte a questo imminente, probabile ulteriore bagno di sangue, carneficina, catastrofe umanitaria, abbiamo deciso di anticipare e di organizzare oggi questo flash mob per cercare, per quello che possiamo, da cittadini, come associazioni, come organizzazioni sindacali, essere qui in piazza per cercare in qualche modo di sollecitare le istituzioni per fermare questa carneficina, per proclamare il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Attivisti come Bernardino Mason di In Marcia per la Pace hanno annunciato l'inizio di un digiuno. Si stanno massacrando soprattutto persone innocenti, persone che non possono fare altro, non hanno più nessuna via di fuga, e questo non lo possiamo accettare. Continueremo questo digiuno fino a che lo possiamo, finché le nostre forze ci concederanno, per il cessate il fuoco. Vogliamo che si fermino immediatamente le armi e che finisca questa strage. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ora ci occupiamo di turismo, un turismo che sta registrando numeri record a Padova, che è tornata e ha superato i livelli del 2019. Adesso l'obiettivo della città di Padova è quello di superare per numero di presenze altri famosi centri, località storiche, turistiche come Pisa e Verona. Se il 2019 a Padova è stato un anno da record per il turismo, il 2023 appena concluso è stato ancora migliore, con 1.291.000 pernottamenti. Infatti, la città ha registrato 125.000 presenze in più, in pratica quasi 350 al giorno. E se di solito il periodo migliore era la primavera, ora c'è un nuovo picco di presenze durante l'estate. Gli stranieri sono soprattutto tedeschi, ma anche inglesi, americani, dell'est Europa, e in totale le presenze arrivano da 80 nazioni diverse. Inoltre sono gli alberghi a 4 stelle i preferiti, dove alloggia il 38% degli arrivi, ma la sorpresa sono le strutture extra alberghiere, bed and breakfast o case vacanze soprattutto, cresciute quasi dell'80% e che pongono Padova all'avanguardia. Il dato che colpisce, il dato nuovo in questi pochissimi ultimi anni, è la crescita, diciamo, della ricettività extra alberghiera. Faccio un esempio: nel 2019 avevamo 130.000 presenze nelle nuove locazioni turistiche, case vacanze. Ecco, quest'anno abbiamo registrato un più 78%, siamo arrivati a 232.000 presenze che pesano sul globale il 19%. Sono dati importanti che sono indicatori di un fenomeno di cambiamento di Padova come città d'arte. Superate nettamente Siena, Ravenna e Brescia, ora si punta a raggiungere città con un nome che gira il mondo. Abbiamo lasciato abbondantemente alle spalle città d'arte consolidate, abbiamo il doppio di Brescia, abbiamo ovviamente superato Ravenna, Mantova, Siena. Diciamo che la competizione, l'ambizione è Verona, Verona è una città troppo forte, ma diciamo che il nostro target, il nostro obiettivo è la città di Pisa. In generale a Padova arriva un turismo di fascia alta che ama la cultura e che sceglie la città del Santo non come luogo di passaggio, ma proprio per i suoi tesori. Dunque numeri molto buoni per quello che riguarda il turismo a Padova. Adesso la città deve anche confrontarsi con diversi temi. Uno di questi, per esempio, è l'ampliamento dei musei civici eremitani. Non si può attendere oltre. Il dibattito che si è aperto a Padova sull'ampliamento dei musei eremitani porta a un'unica conclusione. Il museo è per così dire mutilato. Manca tutta una zona d'ingresso, 500 metri quadrati circa, che permetta ai visitatori di essere accolti come si deve. Nel 2023 si parla di 367.000 ingressi. Non si può attendere oltre. Il museo così com'è, incompleto, non risponde più a questa grandissima domanda. Quindi bisogna recuperare
tempo che è passato invano tra tante polemiche, contraddizioni e tanti problemi anche oggettivi. Così com'è il museo non è accogliente. L'ingresso in realtà è già una sala espositiva. La biglietteria ruba spazio alle opere in mostra. Questo è l'ingresso, per modo di dire, del museo provvisorio, dove stanno andando questi visitatori continuamente a tutte le ore. Adesso è l'1:30, c'è gente che va al museo. Intorno poi ci sono l'Arena Romana, in origine grandissima ma di cui restano poche tracce e chiusa da anni. Ci sono poi Palazzo Zuckerman, il Museo della Natura e dell'Uomo, la Cappella degli Scrovegni di Giotto e gli affreschi di Mantegna nella Chiesa degli Eremitani. Bisogna avere un'idea complessiva di tutti questi spazi e farli funzionare insieme davanti a questa domanda grande e al dovere che bisogna adempiere di dare un'immagine la più alta, la più significativa possibile dei tesori. Il dibattito è aperto, ma bisogna fare in fretta. I tempi stringono. Padova non può più permettersi il lusso di rimanere mutilata in questo momento del suo museo così importante. Se a Padova il dibattito è aperto, a Bassano del Grappa invece sul teatro cittadino tutto tace da settimane. Intanto spunta anche l'ipotesi di un referendum per raccogliere le istanze dei cittadini. È da troppo tempo che si parla di teatro, le prospettive sono tutte a loro modo interessanti, però non può essere solo una questione tecnica di bilanciamento di oneri o di costi. Bisogna sentire i cittadini in senso proprio formale. Già. È da qualche tempo che del teatro cittadino non parla più nessuno. È ovvio che il tema sarà di quelli che scaldano la campagna elettorale, ma è un peccato che un argomento così importante per Bassano e per i bassanesi venga derubricato a petardo da elezioni. Il silenzio sul teatro è calato dopo l'ultimo incontro che ha lasciato molti cittadini con l'amaro in bocca, ma c'è chi propone di riportare proprio i bassanesi al centro del dibattito. Sul teatro, partendo da questa esigenza che Bassano ha da molto tempo, abbiamo visto uno studio che è stato presentato sia in pubblico sia anche nella commissione consigliare. Io ho rilanciato chiedendo un vero e proprio referendum alla fine di un percorso partecipativo davvero serio con tutta la città e non soltanto con alcune sue rappresentanze. Insomma, far parlare i bassanesi sull'astra e sulle altre ipotesi e non mostrare loro dei progetti sulla carta. Progetti che, secondo alcuni, potrebbero già essere ordinati per priorità nell'agenda dell'amministrazione Pavan. E allora, perché non dare seguito agli incontri sul teatro con un vero e proprio referendum popolare? Purtroppo, che io sappia, a quegli incontri non è più seguito nulla, quindi sollecito l'amministrazione a preparare, se non a partire, almeno a preparare un percorso partecipativo e calendarizzare un referendum. E rimaniamo nel Bassanese, ci spostiamo a Nove per raccontarvi quello che ci ha segnalato una nostra telespettatrice che ha un cavo della Telecom che gli penzola nel bel mezzo del giardino. Siamo a Nove, in via Fratelli Scanavina. Da un paio d'anni questo cavo della Telecom incombe ad altezza persona sull'area verde privata dove vive la nostra telespettatrice con la sua famiglia. Questo dal luglio 2022, quando scoppiò un violento temporale che fece cedere il palo Telecom al di là della siepe, facendo calare il traliccio nel giardino di Bresolin. Segnalazioni su segnalazioni, eppure nessun intervento, creando parecchia preoccupazione per i residenti, soprattutto vedendo quanto è instabile il palo in questione. Noi abbiamo fatto varie segnalazioni, abbiamo chiamato i vigili, i pompieri, abbiamo chiamato insomma un po' di persone per capire come poter sistemare la cosa, e chi dovrebbe sistemare, tipo la Telecom, non si sono mai fatti vivi, e quindi vorremmo riuscire a risolvere questo problema, perché noi dobbiamo sistemare delle cose qui in giardino, però dal luglio 2022 non abbiamo mai visto nessuno. Cioè nessuno mai ci ha suonato il campanello ed è venuto ad intervenire per poter sistemare sta cosa, ma noi aspettiamo e ci siamo rivolti a voi perché giustamente vorremmo poter risolvere questa cosa, non sappiamo più cosa fare. C'è un po' di rabbia però anche. Diciamo sì, perché insomma per quanto poco sarebbe giusto poter sistemare, cioè chi vorrebbe questo cavo dentro al giardino? Penso nessuno, giusto? Certo, quindi più che altro perché secondo noi è anche pericoloso, quindi vedremo cosa succederà. E se dovesse succedere qualche temporale noi stiamo qui, aspettiamo, però sinceramente attendere che cada sinceramente anche no, quindi speriamo qualcuno ci ascolti. Noi proveremo a rivolgerci a chi di competenza.
Una notizia interessante che arriva da Venezia, noi la vediamo attraverso il sito web del Corriere del Veneto, riguarda i lavori che si stanno svolgendo in questo periodo in Piazza San Marco, perché è stata scoperta una nuova tomba, potrebbe essere l'antica chiesa di San Geminiano. Finora non era mai stata trovata traccia, scrive il Corriere del Veneto. Gli scavi della sovrintendenza durante i cantieri per il ripristino della pavimentazione ne hanno rivelato invece la presenza. La sepoltura potrebbe risalire tra il VII e l'VIII secolo. E proprio a Venezia si avvicina l'insediamento di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale. Il suo predecessore, Roberto Cicutto, il 29 febbraio presiederà l'ultimo consiglio di amministrazione del suo quadriennio. Intanto Buttafuoco si sta dedicando ad alcune questioni logistiche. Sarà un presidente veneziano a tempo pieno Pietrangelo Buttafuoco non appena si insedierà alla presidenza della Biennale di Venezia, momento previsto tra pochi giorni per i primi di marzo. Si avvicinano i tempi del suo ingresso alla guida della Biennale. In questi giorni Buttafuoco ha preso casa a Venezia, in centro storico, segnale forte di come il giornalista, saggista e scrittore catanese voglia interpretare il suo mandato e essere presente in modo stabile, non solo per brevi periodi o nei momenti clou, in città. Intanto, il 29 febbraio, il presidente Roberto Cicutto, presidente dei Record, presiederà l'ultimo suo consiglio di amministrazione del quadriennio con l'approvazione del bilancio. Lo stile e la preparazione di Cicutto, di altissimo profilo istituzionale, mai sopra le righe, competente e sempre improntato alla massima collaborazione, ha riscosso grandi apprezzamenti a livello romano e governativo in questo periodo, in primis l'elogio del ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano e l'esperienza dell'ex presidente di Cinecittà potrebbe risultare preziosa in futuro, anche per altri ruoli importanti di primo piano a livello nazionale. Per te anche il suo successore Buttafuoco, come avverrà questo passaggio di consegna qua adesso? Non c'è una modalità in cui avverrà, c'è un dialogo, una conversazione che stiamo facendo, mica per suggerirgli dei contenuti, ma perché è giusto che quando si passa il testimone si diano tutte le informazioni che lui riterrà utile avere. Sui curatori scelti, Cicutto dice: I curatori della Biennale, non solo di arte e architettura, intercettano l'aria del tempo. I certi temi come decolonizzazione e decarbonizzazione sono, come dire, più presenti. Io credo che tutto questo sarà un grande contributo. Da Venezia ci spostiamo a Vicenza per un altro grande evento che si svolgerà tra poco, perché l'organizzazione dell'Adunata Nazionale degli Alpini entra nel vivo. Adunata nazionale che entra nel vivo e che partirà proprio dal cuore cittadino con l'alzabandiera da Piazza dei Signori, tra i simboli della provincia più alpina d'Italia, che torna anche sul manifesto dell'evento con i suoi monumenti, la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Un passo in più verso l'accoglienza delle circa 400.000 penne nere che animeranno la città dal 10 al 12 maggio. È la costituzione dell'unità di progetto, struttura organizzativa che coinvolge più settori dell'amministrazione e che convoglia le forze in campo in maniera sinergica, dal comune alla provincia, alla questura, alla prefettura, alle società di servizi che si troveranno a gestire e coordinare la manifestazione. Dalle scuole, ma soprattutto i settori più stressati saranno quelli della mobilità. Dovremo garantire delle zone rosse, quindi interdette al traffico, che avranno tuttavia dei servizi notturni per garantire agli esercizi commerciali di rifocillare le cambuse e di riservire i bancomat, farmacie e altre attività. Ma intanto si delineano anche le linee guida per la grande macchina organizzativa. Nei giorni della Dunata ci sarà una zona rossa in centro, interdetta al traffico, per consentire lo svolgimento della manifestazione. Sarà previsto il potenziamento della raccolta rifiuti e il posizionamento di 200 vici chimici, e poi le scuole, che resteranno chiuse nella giornata del sabato, l'incremento dei servizi di sicurezza fino all'accoglienza, in cui saranno a disposizione 50 palestre. È l'evento più importante dell'anno in Italia, la Dunata degli Alpini a livello di presenze. Questo fa sì che anche lo sport sia toccato dalla presenza alpina in città, e innanzitutto abbiamo un'occupazione di circa 50 scuole comunali e provinciali che fungono da attendamenti
per il mondo alpino, e anche le attività sportive vengono sospese per l'impossibilità anche degli atleti di presenziare agli allenamenti o alle competizioni. Con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Vi ricordo anche l'appuntamento con il talk show Focus questa sera a partire dalle 21:15. Grazie per averci seguito e arrivederci.